Oh, buongiorno Italia, ma è bellissima sta roba. Praticamente ero qui in pausa tè, tisana. Quando a un certo punto ho detto, bah, e non so perché sono andato nel sito dell'HO Mobile, no, che è la SIM che ho io, e vedo in alto a destra che ho un'offerta per me 100 gigabyte. Allora, analizziamo un attimo quello che io ho appena letto. Ho un'offerta per me, ok? Offerta per me. Questo è il succo di tutto quello che io dovrò adesso raccontarti. Allora, io da una vita pago 6 euro, per la precisione 5,99 al mese, per avere telefonate limitate e 70 giga al mese. Quindi arrotondiamo per eccesso, io pago 6 euro per 70 giga. Se finisco questi 70 non è che pago di più, sforo, cose del genere, no, semplicemente anticipo l'offerta. Quindi finiti 70 giga ripago 6 euro e ho di nuovo altri 70 giga, hai capito? Quindi è una sorta di internet illimitato a pagamento, ma illimitato, ok? Quindi non c'è sforamento, no? Io pago semplicemente 6 euro 70 giga. E questi mi dicono che con 3 euro in più al mese posso avere 30 giga in più. Quindi 30 giga 3 euro. Ma a me con 3 euro vengono fuori 35 giga senza offerta, quindi non capisco che offerta è, c'è un'offerta per loro, cioè è pazzesco. È un po' come quando vai al supermercato, no? Un chilo di pane, non so, un euro, però se prendi 2 chili di pane è 7 euro. Buono cazzo, compriamone due! Volevo solo dire che io e Mirko siamo meteorologicamente incompatibili. Allora c'era un sole, una roba pazzesca, cioè ho detto portati il costume, qua c'è la gente che corre, sta arrivando la tempesta. Eu vou nessa luz temporale. Cioè non so, cioè, ma veramente. Cioè, vediamo, non so se si vede in GoPro, la Maria ci fa gentilmente denotare l'arcobaleno. Sì che si vede, guarda che lo vedo al monitorino, eccolo qua, l'arcobaleno. E Pampini, non chiedetemi come si fa a fare l'arcobaleno, credo che comunque sia una sorta di reazione di luci, no? No. Perché la piove. Ho capito, ma perché? Pioggia. Sì, ho capito, ma perché fa i colori? Perché cioè, quindi la l'acqua con i raggi? No, la pioggia è fina e la luce del sole che è dietro frange all'interno delle gocce di pioggia, scomponendosi. Ascolta Mirko, impara, ascolta. In tutte le forme di colore che esistono. Ah, ecco. Vai dall'infrarosso, che è il rosso, all'ultravioletto, che è il viola. E anche all'ultraverde, tra il blu e il verde. Ah sì, dicevamo con Mirko che quella gru praticamente ormai è diventata il simbolo del canale, perché non so da quanti anni che è lì e ancora è lì. Che nano ha qui che sta fermo? Che forti i cocai, che non tutti hanno i cocai, in altre parti d'Italia no, hanno i gabbiani, che non è la stessa roba, cioè fisicamente è lo stesso ma concettualmente no, è diverso, cioè le pizzico il cocai. Ce la fai? In piazza Massini negli anni Ti 90. catti? Ma digli, racconta, che gioco è che stai giocando? Lego Movie. Ah, è bello? Sì. Tipo da 0 a bello quanto è? 1736. Ah, 1736, ok. 700. 1736, boh. 86. Ah, ok, 86. Aspettative, andare a fare un bellissimo giro in bici per il centro di Jesolo. In realtà, stare qua dentro in camper e imbriagarsi. Quella che sta male, vedremo morire qua. La un'altra. Oh,
I modi è fare i versi così. Sì, della Brunner a 2,20 però, hai visto? Chissà se i ragazzi a casa hanno indovinato che cosa sono queste cose qua. 3, 2, 1. È la lavatrice per camper. Una cosa denota la praticità, no? Di questi portabici, ok? Vedi, lui lo ha accorciato credo parecchio, difatti vedi la bicicletta deve storgerla, no? Il manubrio per starci, però ti assicuro che come comodità sono una cosa unica. Aspetta, perché poi diranno, no? Qualcuno, come giustamente ho pensato anch'io, se lui mette, no? Le biciclette in questa maniera poi non può più aprire i portelloni. Niente è vero, perché basta togliere questo, dai, due agganci, uno sotto qua e uno sotto là, tiri via questo, si apre tranquillamente. Ma com'è che sto cane è grasso? Perché sto cane è grasso? Il cane è grasso? Come mai è grasso? C'è un cane grasso, come il parone direi tu, Come mai? Come mai? Come mai questa grassitudine, questa cosa dei grassi, Ciabolina! Be strong.